quello che il popolo veneto era in passato e quello che è anche oggi. Forse più libero in passato di quello che ci hanno fatto credere, molto meno oggi. Oggi si parlerà di come si può diventare indipendenti nuovamente. La cosa più difficile probabilmente è esserne consapevoli. Dovremmo cominciare ad aprirsi e dialogare da dove arriviamo. Una cultura millenaria di libertà e benessere. Dobbiamo essere consapevoli della nostra cultura e non vergognarcene. Passo la parola a Don Marino Ruggero e ci dirà la sua esperienza da parrocchiano. Sono ancora prete finché mi lasciano. Non sarà mai guarda. Intanto grazie di avermi invitato. Io sono un prete però perché mi conosce un po' controcorrente, un po' sì, a volte anche provocante, e ve ne faccio un esempio adesso, perché parto da un articolo che penso che già conoscete, però proprio ve lo leggo in sintesi perché non fa mai male ricordarlo. È un articolo che è frutto di un editoriale, Siamo Veneti dunque italiani, pubblicato in maniera congiunta da tutti dai direttori dei settimanali cattolici veneti il 30 marzo 2014. Quindi tutti i direttori dei settimanali cattolici veneti hanno scritto questo articolo nell'editoriale Siamo Veneti dunque italiani. Che mi vabbè. Le preoccupazioni per le tensioni indipendentiste, quello indipendentista è un progetto sbagliato, antistorico e impraticabile. Il disegno venetista non appare né credibile né percorribile. L'Italia ha bisogno del Veneto e dell'Europa e il Veneto dell'Italia e dell'Europa. Gli scandali di questi ultimi anni sull'uso di denaro pubblico che da nord a sud hanno attraversato molti consigli regionali e non solo, hanno evidenziato il fallimento delle regioni proprio di fronte alla prova di una rinnovata e maggiore responsabilità. Nonostante questo, restiamo convinti che il futuro dell'Italia passi per una compiuta riforma federalista. È tempo di una svolta sostanziale, ma per tutto questo serve una politica davvero vicina alla gente, che metta al centro la ricerca del bene comune, il rispetto della legalità, l'efficienza della macchina pubblica. Con le elezioni europee alle porte dobbiamo decidere se innalzare muri o se rafforzare i ponti pericolanti che esistono e magari farne qualche altro che Veneto indipendente. Beh, capivo insomma che mi ha d'accordo tanto su quello che si voglio fare stasera. E io non sono d'accordo con quello che dicono, cioè sono d'accordo che per tutto questo, per questa svolta sostanziale serve una politica davvero vicina alla gente, che metta al centro la ricerca del bene comune, il rispetto della legalità e l'efficienza della macchina pubblica. Però, siccome finora questo non si è visto a livello nazionale, sarà ora che lo facciamo a livello regionale, perché è inutile dire sarebbe bello questo, ma non è mai successo, e allora se dobbiamo aspettare lo Stato ancora per anni o secoli che lo faccia, è bene che cominciamo noi per primi a livello regionale e che muoviamo noi il primo passo per dare l'esempio quindi anche alla nazione di come si deve fare. E volevo dire che la Chiesa, io rappresento la Chiesa, sarebbe ora alla fine che invece appunto di pubblicare articoli e di preoccuparsi di fare dei bei discorsi, cominciasse concretamente a essere veramente più vicina alla gente. Lo dico sempre, a scendere dall'altare e a essere a contatto con la gente. Perché? Perché mi vengono dalla Curia di Padova a dirmi che non è giusto che io venga a queste serate e che mandi la gente alla Caritas se hanno bisogno. E qui da Caritas mi dice che hanno scatto i piedi di questa gente che va là perché ormai è una processione continua. Scaricare il barile è troppo facile. Mi viene la signora, mi scrive una signora una lettera, una delle tante che ricevo, dicendomi che va dai preti della parrocchia sua o di altre parrocchie vicine, e questi preti praticamente la mandano via perché hanno già tanto da fare.
E allora che vanno da altri. Ci sono persone che vengono da me dicendomi che altri preti le mandano da me perché loro non hanno niente da dare, da fare, non hanno tempo, quindi me li scaricano a me. Quindi alla fine notiamo sempre di più che c'è uno scaricabarili e è facile lavarsi le mani e dire io faccio la mia parte, però più di qua non posso fare. La gente ha bisogno di risposte concrete, ve lo dico veramente, perché io ho contatto con la gente, purtroppo ci sono parecchio, ogni giorno, e vedo che bisogna fare davvero qualcosa di concreto. Io adesso fra poco fonderò, già nata ormai, un'associazione, si intitola Scintille di Speranza, che lavora in rete con i comuni di Marostica, Pianezze, Mason e Molvena, ed è un centro di ascolto per gente disperata, concreta. Io adesso con altri 5 amici abbiamo fatto un direttivo e già c'è questo fermento di persone che non vedono l'ora che apriamo questa associazione, che lavorando in rete con i servizi sociali dei comuni, e questo ringrazio anche i sindaci perché ci credono a queste cose, e diamo delle risposte concrete a questa gente, se no che non sa dove andare. E tante volte, come Vangola di Sfogo, trova il suicidio. Pochi giorni fa uno si è buttato dal Ponte Ruana, puntoso del Pianezze, dei 36 anni. E prima di arrivare a questo cerchiamo di dare delle risposte. E guarda caso, io sono più contento di tutti quando mi succedono delle risposte che dire magari dai vertici, o magari tanti preti ancora purtroppo non capisse, io capissi i tosi, perché i ragazzi dell'istituto scolastico di Crosara fanno un giornaletto intitolato EPTA 7 e dentro hanno messo un bel articolo del sottoscritto con la mia foto sullo sciopero fiscale, e mi sono contento un sacco quando i tosi dei medie fanno una roba del genere, perché se non capissi i politici quindi c'è da sperare in questo senso, insomma, che magari forse proprio dalle nuove generazioni c'è la speranza. E vado verso la fine e concludo, perché dopo so che ci sono altre cose. Io volevo invitarvi a una cosa, sinceramente, che ci credo sempre a questo, perché so che è proprio forse un punto debole di questa catena molto forte che è l'autonomia veneta, che bisogna essere uniti, l'unione fa la forza, il proverbio lo dice, e più siamo uniti più facciamo paura, più siamo divisi più se ne frega gli altri, cioè proprio non facciamo, anzi giocano sulla nostra divisione e sulla nostra debolezza. Quindi l'unione è veramente un grande segreto per essere forti, e unione vuol dire condividere le cose positive, puntare sul positivo, costruire sul positivo. Bisogna crederci su questo. Io ho girato tanto anche quando c'erano i presidi vari, si sentivano soli tante volte, soli, e dicevano, e dopo abbiamo visto tutti agonizzanti prima o poi, per quanta forza di volontà c'era di resistere. Se c'è un coordinamento, se ci sono più leader che dopo si mettono d'accordo in una tavola rotonda e tutti protesi all'unico obiettivo, credo che cominciamo veramente a fare valere le nostre idee. Quindi essere uniti, non perdere mai la speranza, questo sì, anche se siamo in pochi. Stasera siamo un bel gruppo, mi dico sempre gli apostoli, si è partiti in 12, che ha fatto un bordello presente in tutto il mondo, dai cristiani, quindi non perdere mai la speranza, per quanto pochi, ma se abbiamo carattere ce la faremo, e poi appunto avere quel coraggio sempre di credere nelle proprie idee, nei propri ideali. Guardate che il video che è stato fatto questa sera non l'avevo mai visto, ne avevo visti di altri girando nei vari incontri, però fa capire che veramente siamo una miniera di potenzialità che può veramente far, tra virgolette, anche paura al mondo da quanto siamo grandi, e dobbiamo mai rassegnarci o sottovalutarci in questo, perché abbiamo tutte le possibilità per essere veramente grandi in tutto il mondo, le abbiamo, dobbiamo semplicemente sfruttarle. E concludo con l'ultima cosa. Mi piace tanto il Leone San Marco. Io sto facendo un corso sui 4 Vangeli. Il primo incontro è stato fatto sul Vangelo di Marco. Il Vangelo Marco era tra i 4 evangelisti, adesso non voglio farlo vedere, però è interessante. Tra i 4 evangelisti era l'evangelista che usava poche parole e molto i fatti di Cristo, cioè un Cristo che predica poco e fa tanto, fa tanti miracoli e opere buone. La gente credeva per le opere di Cristo, non per le parole. È l'evangelista più sintetico e che fa emergere un Cristo pratico, concreto, vicino alla gente. Quindi siate orgogliosi anche di questo stemma, perché è un evangelista che tiepano gli altri e quindi e che ci insegna
insegna come, secondo me, cos'è, è il leader che può unire tutti i movimenti indipendentisti del Veneto, veramente, per quelle caratteristiche ha, neanche altre, molto anche un evangelista anche coraggioso eccetera, che ha delle caratteristiche che veramente ci può aiutare, cioè avere una conoscenza dall'alto, come San Marco. Quindi sfruttiamolo anche questo segno che secondo me vale molto più di quello che magari si potrebbe credere. Sì, sì. Grazie. Tante le cose da dire, perché di flash forse un po' scordinati, però penso che come input, come punto di partenza anche per tante altre cose che stasera si diranno, ben vengono. Io sono diventato famoso un po' per lo sciopero fiscale che avevo proposto tempo fa, l'obiezione del sciopero fiscale, ho buttato una bomba e infatti adesso devo pagare un po' anche conseguenze dai vertici perché tu sai amico, cioè non toccherebbe il prete dire queste cose. Però te ne porti via dopo. Pensare che Cristo è stato vincitore. Sì, appunto, però da questa provocazione forte ci credo proprio perché stando vicino alla gente, io dico veramente a tanta gente, ho visto anche sulla Gabbia, sulla 7 che hanno parlato anche precedentemente, a tanta gente che viene a me ogni settimana a dire don gente del posto, veramente ho famiglie che abitano nelle varie zone che vengono da me ed è veramente il minimo proprio della dignità umana a chiedermi veramente da mangiare, famiglie nostre, no? Dei marocchini nostre, a chiedermi pacchi di genere alimentare, roba perché non riescono ad arrivare a fine mese, l'ultimo da 9 proprio alcune settimane fa del paese di 9 a dirmi Don, me vergogno anche, ma ho bisogno di qualche pacco di pasta perché sono senza lavoro, ho un mutuo da pagare, ho dei figli da mantenere, dare qualcosa per me. Mi sono fatto dare l'indirizzo, mi sono fatto dire il nome e cognome perché non voglio che siano persone che ne approfittano, mi informo ed è veramente sono situazioni di bisogno. Io ho tante famiglie, ecco perché ho fatto anche questo centro di ascolto, che veramente ogni settimana vengono ormai dal Bassanese e abbiamo fortunatamente anche un gruppo anche di Caritas che lavora molto sul territorio anche come assistenza, però è triste veramente vedere certe situazioni, ascoltarle, però già il fatto di ascoltare queste persone per loro è già tanto, perché diventa un motivo per speranza di continuare a vivere. Quindi bello questo. Serafini, che opera nel settore pubblico, un infermiere, e raccontare anche lui la sua esperienza come lavoratore nel settore pubblico, perché anche il settore pubblico è importante per un medico dipendente. Allora, buonasera a tutti intanto, come avete sentito sono William Serafini, sono un dipendente, aspetta perché ho sto qua che mi spara negli occhi. Allora, sono un dipendente pubblico dal 1998. Ho scelto, molti mi chiedono perché un dipendente pubblico abbia scelto il percorso per l'indipendenza. La risposta è molto semplice. L'ho scelta innanzitutto perché oggi non c'è più futuro in questo paese fallito chiamato Italia. Non c'è più futuro per i nostri figli, ma anche per noi, anche per me, la nostra generazione, la mia generazione, i quarantenni oggi non hanno futuro, perché il futuro non si chiama domani, il futuro è un programma a lunga scadenza, almeno ventennale per una persona. Da qui a 20 anni avere una strada da seguire. I figli, i miei figli, i figli vostri, che futuro non possono avere restando relegati a questo sistema fallito secondo voi? Nessuno. Qui in Italia il futuro, lo Stato italiano, il futuro non ce n'è più per nessuno. Non sto dicendo cose retoriche oppure per parlare alla pancia della gente, ma in realtà una triste realtà al quale la politica italiana, i politici italiani ci hanno costretto. Sicuramente siamo stati anche noi partecipi di questa situazione, perché bene o male ce ne siamo fregati, dicevamo ma sì, va bene, rubavano davanti ai nostri occhi e tutto andava bene. Quanti scandali abbiamo visto? È perché ci dimentichiamo, ma quanti scandali abbiamo visto? Rubare soldi pubblici alla luce del sole,
Solo in Italia possono succedere queste cose. Oppure possono succedere anche in altri stati, ma se rubi soldi pubblici paghi. Il politico deve essere una figura al centro e per il cittadino, deve fare un servizio per il cittadino, non per i propri interessi o comodi. Dovrebbe, ma non lo fa, non lo hanno mai fatto e nemmeno lo stanno facendo. E questi qua non cambieranno mai. Il Veneto dipendente sarà una grande realtà, una nuova politica fatta da persone che si metteranno al servizio del cittadino. Noi, col gruppo Chiavegato, stiamo portando avanti questo percorso per andare alle elezioni regionali e presentarci e per poter ottenere il maggior numero di consensi da parte dei veneti, perché noi questo sistema fallito lo vogliamo cambiare. Guardate che la parola indipendenza significa la costituzione di un nuovo Stato. Il Veneto diventerà una nuova nazione, un nuovo Stato. Non pensate che oggi i politici stanno qui in Veneto, quelli che stanno correndo per la candidatura alla presidenza della regione dei vari partiti nazionali, stanno imbrogliando i veneti un'altra volta dicendo daremo più autonomia al Veneto. Sono grosse balle, signori, sono delle grosse balle. Martedì sera nella Camera dei Deputati hanno bocciato un emendamento che voleva dare la specialità al Veneto, che poi per specialità non so veramente cosa volevano intendere, perché non si parlava né di autonomia né di statuto speciale, ma specialità. L'hanno bocciato. Sapete cosa ha detto un deputato del PD della provincia di Padova? Ha detto che i veneti non hanno bisogno di avere più autonomia. La lingua veneta, ha detto, la lingua veneta non è riconosciuta. Sono grosse balle, perché la lingua veneta è riconosciuta a livello internazionale. E volete dirmi che se noi andiamo a votare questi qua ci daranno più autonomia? Assolutamente no. Anche perché lo Stato centrale sta sempre più assorbendo anche delle autonomie, vuole darle. Dunque attenzione, indipendenza è la creazione di un nuovo Stato, come vi ho detto prima, autonomia, statuto speciale. A noi queste cose non interessano. È giusto sottolinearlo perché noi corriamo per l'indipendenza del Veneto. Noi vogliamo un Veneto indipendente, un nuovo Stato. Oggi com'è? Io lavoro nel campo sanitario. Oggi com'è la sanità in Veneto? Si vantano di dire che la sanità in Veneto è la prima in Italia, è vero? Ma è la prima in Italia come? La prima in Italia perché riusciamo a garantire ancora per poco, riusciamo a garantire i livelli minimi assistenziali, ai livelli minimi. Il minimo riusciamo a mantenere. Continuano a tagliare posti letto, continuano a tagliare, a chiudere strutture ospedaliere, a discapito di chi secondo voi? Del cittadino. Chi è che paga? Il cittadino. Gli imprenditori, 70% di tasse. Sono contenti della sanità pubblica che offre lo Stato italiano? Che ormai bisogna pagare tutto, o quasi? Non è più pubblica, infatti è privata. La stanno privatizzando, sempre di più. Nel corso degli anni si è visto. I segnali sono lampanti. Un decreto regionale del 2014, in vigore dal 1 gennaio 2015, mette sui accessi di pronto soccorso il costo del percorso ospedaliero. Non vi fa pensare questo? Tu vai al pronto soccorso, alla fine ti fanno la lettera d'uscita e sotto c'è scritto in piccolo: il tuo percorso all'interno dell'ospedale è costato X soldi. Questi sono segnali non buoni. Questi sono segnali che stanno virando la sanità pubblica verso il privato. Oggi, domani, un passo alla volta, piano piano. Ecco, la sanità come sarà nel Veneto indipendente? È
Esisterà sicuramente ancora la sanità pubblica e la sanità privata, sicuramente. Ci sono strutture di alta eccellenza in Veneto, private tra virgolette, perché private per private sono quelle strutture che funzionano con la convenzione pubblica. Sono private perché gestite da privati, ma sono pubbliche. Assolutamente, perché se tu vai a ricoverarti non paghi. Per sanità privata si intende che tu vai in una struttura e paghi tutto dall'inizio alla fine, le analisi, il ricovero, posto letto, tutto quanto. Dunque, se voi andate nelle strutture private convenzionate non pagate nulla, pagate solo quello che, con la ricetta, insomma, quello che si paga nella sanità pubblica, ecco, insomma. Ma la cosa che più mi preme dirvi è che la sanità deve cambiare in che senso? Nel nostro programma c'è scritto, uscirà a breve, l'abbiamo steso, la sanità pubblica, le prime cose che cambieranno saranno la diminuzione dell'apparato burocratico e dei dirigenti. Guardate, giusto per capire come funziona, nella mia ULSS ci sono 4 dirigenti: sanitario, in ordine generale, sanitario, amministrativo, servizi, settore sociale e territorio. 4 dirigenti prendono lordo più di 1 milione di euro all'anno, solo per le ULSS 21 di Legnano. Moltiplicate per tutte le ULSS del Veneto e vedete che costi spropositati ci sono. Negli anni 70, a cavallo tra la fine degli anni 70 e l'inizio degli anni 80, conosco bene un ex direttore che è stato lì a Legnano, mi diceva, eravamo in 3 che comandavamo l'ospedale. In 3. Sì, sicuramente le cose sono cambiate, ma c'erano reparti con 100 posti letto, reparti con 100 posti letto. Le dinamiche della sanità si sono evolute naturalmente, però erano in 3. Oggi 4 dirigenti apicali con questi stipendi, moltiplicate e vedete il costo. Li si deve tagliare di netto. Non è che tagliando i posti letto si risparmia sulla sanità, si risparmia a spese del cittadino, sulla pelle del cittadino si risparmia, scusate, sulla pelle del cittadino. È ora di cambiare, bisogna tagliare, anche eliminare un po' di burocrazia, un bel po' di burocrazia anche nel pubblico, ce n'è tantissima. Anche le case di riposo, siccome conosco, ho fatto parte anch'io delle case di riposo. Le case di riposo oggi, le rette per gli anziani vanno da un minimo di 1.400-2.000 euro. Sono cose pazzesche. Una pensione di un anziano si aggira di no intorno su 1.000 euro mediamente. Mediamente, parlo di... Mediamente, insomma, siamo sui 1.000 euro. Devono intervenire le famiglie oppure i risparmi. Noi abbiamo in mente di fare interventi importanti anche sulle case di riposo, perché logicamente se una famiglia non può assistere un anziano infermo, è giusto che intervenga lo Stato, dove non può arrivare la sua pensione, non una famiglia. Già siamo in difficoltà, in più si vanno a aggravare ulteriori costi. Con residuo fiscale di 21 miliardi che lasciamo nelle casse dello Stato centrale, quante cose potremmo fare nel Veneto indipendente? Moltissime. È ora di cambiare rotta, signori. È ora di guardare avanti e di credere in questo progetto importante, di vero cambiamento, perché la politica italiana non cambierà mai. Anzi, continueranno a aumentare le tasse sotto le luci degli occhi tutti i giorni. Non cambia niente. Qui non si tratta più di nazionalismo italiano, qui si tratta di tirar fuori l'orgoglio veneto e di andare avanti da soli. Ce la possiamo fare, ce la dobbiamo fare e non dobbiamo aver paura. Bene, io lascio la parola agli altri, ecco, niente, dobbiamo tutti insieme credere in questo grande progetto,
non smetterò mai di dirlo, diffondete ai vostri conoscenti, ai vostri amici, l'indipendenza è una cosa molto importante. Guardate che anche nel settore del pubblico impiego ho molti colleghi, amici, che mi chiedono andate avanti, mi dicono, mi supplicano andate avanti, ci credono tutti, signori, perché la politica non ha più nessun punto di riferimento, la politica italiana fatta in questo modo non ha più nessun punto di riferimento per nessuno. Noi vogliamo dare i punti di riferimento certi, perché la gente oggi ha bisogno della certezza e della concretezza, quello che sta mancando alla politica italiana da troppo tempo. L'Italia è fallita, dobbiamo risorgere e per risorgere dobbiamo andare e vivere in un Veneto indipendente. Grazie. Salve a tutti, vi rubo 2 minuti per parlare di una cosa che apparentemente c'entra poco con la politica, ed è la moneta elettronica. La moneta elettronica sembra una cosa che c'entra poco appunto con l'argomento di questa sera, ma io ritengo che possa diventare uno strumento straordinario di cambiamento, quindi il senso è proprio questo, per quello voglio sensibilizzare su questo argomento che generalmente è poco trattato, no? Vediamo tutti sappiamo tutti qual è la situazione economica, l'hanno descritta i relatori precedenti, cioè, lo vediamo tutti nelle famiglie, nella società, dappertutto. Vediamo quanto, in particolare anche noi veneti, abbiamo fatto per il bene dell'Italia poi in passato, perché oggi siamo particolarmente colpiti, però abbiamo contribuito in modo significativo al bene comune, ma non solo in realtà in Italia, ma anche in altri posti nel mondo. Siamo uno delle prime comunità per volontariato e altre cose di questo tipo. Quindi cos'è che sta succedendo? Tutti dicono che è colpa dell'Italia, io credo che questo problema sia anche un po' più ampio dell'Italia, cioè è un malessere che esiste in realtà in tutto il mondo occidentale, in Europa, Stati Uniti, anche in altri paesi. Sostanzialmente ingloba tutta la parte occidentale, no? Cos'è che sta avvenendo in realtà? È avvenuto che quello che sta succedendo è che la finanza, il sistema finanziario, il mondo della finanza ha prevalso su ogni cosa. Il denaro, la logica del denaro fine a se stesso sta prevalendo sull'economia reale, sul fatto di produrre qualcosa di utile alle persone. Questo sta distruggendo i popoli, sta distruggendo l'individuo, sta creando un sacco di cose negative, tutto sommato. Anche stiamo assistendo a una guerra tra poveri alla fine, no? La moneta cos'è? La moneta oggi è diventata qualcosa che è fine a se stesso, accumulo denaro, è molto facile fare denaro con altro denaro, e in realtà la moneta non dovrebbe essere questa roba qua, dovrebbe essere qualcosa, uno strumento utile a scambiare beni e servizi, utile alla vita delle persone, delle cose, dei beni, anche materiali, però deve servire al benessere della società. Quindi il denaro oggi in realtà ha tutt'altra funzione. Quando io penso al denaro come strumento utile alla vita, alle cose, è una cosa che ormai non abbiamo più, nella società di oggi è quasi dimenticato, no? La moneta elettronica cos'è? La moneta elettronica in realtà è il denaro messo su un supporto come una carta di credito o qualcosa di questo tipo, che serve a scambiare più facilmente un bene con un'altra persona senza dover avere i contanti in mano, no? Oggi il sistema, quindi in realtà la moneta elettronica è denaro vero, cioè quello che noi utilizziamo normalmente. Quello che oggi si può fare, cioè cos'è che si può fare in pratica oggi con questa cosa? Oggi noi abbiamo scoperto che il sistema ha delle falle, cioè oggi è consentito per leggi europee, leggi italiane anche, agli enti locali di emettere moneta elettronica. Questa cosa ovviamente è complessa, non voglio parlare stasera nel dettaglio di questi argomenti, però io credo che questo possa diventare uno strumento
potentissimo per la comunità. Cioè il fatto stesso che oggi in realtà a emettere denaro è il sistema bancario, è la Commissione europea, la Banca Centrale Europea e questi organismi qui che di fatto sono soggetti privati e quindi fanno i loro interessi, non c'è niente di strano nel pensare a questa cosa. Sono entità che fanno i propri interessi. Cioè c'è poco da scandalizzarsi se loro... questo è un dato di fatto. Quindi nel lungo periodo io credo che il denaro debba essere messo a servizio della comunità e questa sembra una cosa molto, molto lontana, no? Oggi tutto funziona sulla logica della moneta debito, cioè è normale pensare per tutti che i soldi possono essere prestati con interessi, è normale pensare che io vado a fare un mutuo di una casa e chiedo 100 e devo restituire 150, questa è una normalità del nostro pensiero. In realtà ci sono altri paesi di altre culture dove questa cosa non esiste, dove gli interessi non esistono, dove se uno va a farsi un mutuo della casa chiede 100 e restituisce 100. Quindi tutte queste logiche che noi conosciamo sono qualcosa di tipico del mondo occidentale, che è in decadenza assoluta e che è destinato a morire. Quindi al di là di pensare che forse un giorno sarà possibile avere denaro senza interessi o accedere ad un mutuo senza interessi, oggi sembra fantascienza, però è una cosa che sicuramente avverrà nei prossimi decenni. Cosa possiamo fare adesso nell'immediato? Perché poi sennò queste cose sono troppo lontane in questo momento. Possiamo sfruttare quello che è un buco del sistema, cioè il fatto che si possa realmente convincere sindaci, comuni, enti locali ad emettere moneta elettronica e quindi ad avere un ruolo primario nel sistema monetario. È chiaro che il comune, che è qualcosa di più vicino ai cittadini, può fare gli interessi dei cittadini, o comunque è più facile che faccia gli interessi dei cittadini rispetto a qualcuno che sta lontano da qua e che ha tutt'altri scopi e interessi. Quindi voglio solo dire a tutti che c'è questa opportunità su cui noi stiamo lavorando e che potrebbe diventare uno strumento fondamentale per il bene comune, cioè la possibilità di rispostare le masse monetarie dal mondo della finanza al mondo dell'economia reale. Questa è l'unica soluzione per un nuovo mondo, un nuovo sistema economico, dal mio punto di vista. E questo lo possiamo fare partendo dagli enti locali e dai comuni, da queste realtà che possono cambiare, secondo me, le cose. Ecco, spero 2 parole giusto per cominciare a parlare di questi argomenti che sembrano un po' astratti. Poi io ho finito qui. Perché parliamo tutti lingua veneta qua, non c'è problemi non parli lingua veneta, no, se no fermo la traduzione simultanea, spegnimi sto qua, se no. Beh, intanto ringrazio tutti per la partecipazione alla serata dove viene parlato proprio dell'indipendenza del Veneto e di quello che si può fare per arrivare. Ringrazio anche il Don, vedo che la nostra cultura dei sovversivi antitasse, che mi lo comincia 20 anni fa, dal frutto siamo riusciti anche a entrare in madre chiesa, quindi vabbè, comunque se avete problemi te mi dici che col numero di telefono del segretario del Francesco che problemi, perché aveva sia suora, è morta a 92 anni, era priora, quindi con tutti i ganci, tutti che problemi diciamo che arriviamo fin lì noi altri. Ma abbiamo sviscerato parecchi problemi stasera, parecchi problemi e anche tematiche riguardanti proprio l'indipendenza del Veneto. Chiaremo indipendenza, non sono mica qua per parlare di autonomia, dei federalismi, dei statuti speciali, delle concessioni, delle trovate della bella moretta del Bassan, che la viene qua a dire che non ne darà più autonomia, roba varie. Quindi adesso che è un'inflazione perché gli è diventato tutti leoni alati, quindi anche il nuovo centrodestra che mette il leone, gli ha fatto una Forza Italia per il Veneto,
che hanno donato sangue, tu la mia perché fai Forza Veneto, parli Italia, visto che la manteniamo noi altri d'Italia. Bella idea, l'hanno detto, sì. Vabbè. E la situazione, mi riporto l'esperienza, dove racconto i miei anni di lotte, di battaglie, perché mi ho sempre fatto, mi sono, guardarmi bene, perché mi sono uno dei pochi mona che fa politica senza ciappaschi. Va bene, perché merce rara, più che ciapparghe ne hanno sempre messi. E infatti questa è l'ultima esperienza, anche perché a un certo punto, insomma, provi a convertirle tutte le pecore, ma se dopo, se qualcuno lavora sta pecora, non è che potremo fare miracoli. Però è un passaggio fondamentale, perché penso che l'evoluzione che sta verso l'indipendenza del Veneto in questi brevi anni qua è stata fortissima, e dobbiamo dire grazie a tutti quelli che opera in questo settore, in questo fronte, con magari tematiche diverse, con percorsi diversi, però dico tutti quanti dobbiamo fare la nostra parte, perché per arrivare alla libertà, visto che noi siamo i schiavi da Roma, che è bruttissima quella canzonetta lì, quella tarantella lì che adesso è l'inno nazionale ha imposto, non siamo mica schiavi di Roma noi altri. Ed è quello che dobbiamo capire, due cose fondamentali per arrivare alla libertà. Primo, non siamo mica schiavi, perché lo schiavo è quello che è in una condizione dove viene privata la libertà forzatamente. Funziona sì. Mentre la differenza è che noi siamo servi, è diverso. E servo non è mica costretto a stare lì, non è mica tenuto a cadena o imprigionato, il servo è uno che vuol fare il servo, quindi è a disposizione del paron, che sarebbe lo Stato in questo caso, ed è anche quello che accetta da questo Stato qua l'imposizione di questo Stato qua, quindi il 70% delle tasse, l'accetta che avevamo la Nicole Minetti in regione, l'accetta che avevamo le ballerine, adesso dico qualche parola, dopo casomai la confessione ve la fai. Ma è nei passi pratici. Cioè accettiamo proprio con servitù tutto quello che succede durante il giorno, che è proprio un cinema di questi politicanti che ne offre il peggio di quello che può essere la politica. La politica ormai diventa una parola brutta, perché dice il politico ladro, politica uguale rubare. Cioè abbiamo stravolto questo, mentre la politica è un'arte grandissima, è una cosa che dovrebbe essere al centro di tutte le società, perché la politica una volta le faceva radunando i vari rappresentanti fin dall'inizio, ma se andiamo nelle tribù, quelle sperdute dell'Amazzonia o dell'Africa, che fa politica anche lì, perché si trova gli anziani delle varie tribù, discute e trova le soluzioni migliori per le persone. Qua invece la politica diventa l'arte del rubare, dell'arraffare, l'arte del non so niente. Infatti la donna Zan che l'ha detto che la vergogna dei veneti che andava in galera, e mi sono uno di quei, qualche anche la Maria Marini, insegnante del catechismo, occhio, perché essendo dentro insegnante del catechismo il prete non dite mette al muro. Dovevamo vergognarsi per quello che abbiamo fatto, cioè dovevamo vergognarsi perché avevamo alzato la testa contro questo Stato qua, impositore, ladro, parassita, e rappresentato da tutte le categorie che dentro, perché potremmo trovare sicuramente in Parlamento, troviamo ladri, prostitute, papponi, spacciatori di droghe, che tutti dentro. Quando dico sempre a me i carabinieri, andasi là, li arresti tutti, magari un 10% è innocente, però che l'altro 90% qualcosa che ha fatto. E quindi abbiamo questa condizione di sudditanza nei confronti di questo paron che non ne dà niente. Non ne dà niente, oppure fa finta di farne credere che ne dà tanto, come ha detto William, gli fa finta di farne credere, ma in Veneto va bene la sanità,
Infatti che sono anche a me all'ospedale lunedì, nell'eccellenza d'Italia, e era uno che era lì da 7 ore per farsi i raggi. Non è mia colpa di infermiere, non è che sia infermiere che non lavora mia. Non è mia contro lo Stato, eravamo contro questo Stato qua che taglia e dice bisogna fare i tagli, perché lo sappiamo tutti che questo Stato qua è da fare i tagli. Ma dove farà i tagli? Taglierà William che dice che non sta a fare straordinarie, non assumiamo più quelli che va in giro con l'ambulanza, però i dirigenti, qui da 300-400 mila euro all'anno, quelli sempre, anzi che ne abbiamo qualche di più, perché uno le vuole il PD, uno le vuole Forza Italia, uno le vuole la Lega, bisogna accontentarli tutti, perché tutti quei che lì, questi famosi dirigenti, è gente che non sa niente del lavoro che sta facendo. Li ha messi lì perché? Perché gli ste trombè alle elezioni nazionali, o a quelle regionali, o a quelle provinciali, bisogna cattargli un posto. Quindi tutta questa macchina burocratica elefantiaca, lei è il costo che porta e ha portato al fallimento di questo Stato qua, che è nato male, lo sappiamo, è nato male perché è nato sull'imbroglio, è nato su conquiste, su chi ne ha venduto, sulla massoneria, su un plebiscito truffano in Veneto, ma le sta depredando anche al sud, perché il sud, quando lei diventa Italia, era molto più ricco del nord. Il Regno di Napoli, la banca di Napoli, il banco di Napoli era la banca più ricca d'Europa, è la banca che sta depredata dai Savoia per pagare i debiti di questa monarchia assurda che la veniva derisa da tutta Europa, per pagare i debiti del fallimento che, quindi se portiamo ancora il fallimento piemontese saremmo portati in Italia. Breve parentesi di storia che la vuole, mi sarebbe da fare le lezioni di storia, perché un popolo che non conosce mica la sua storia non può neanche rivendicare il futuro, per ricordarvelo sempre questo. Però adesso siamo arrivati al nocciolo, siamo arrivati i nodi al pettine, come dire, e i nodi al pettine che siamo arrivati, sì, vero che questa classe politica qua che ha rubato, sì, vero che non ha visto niente nessuno, infatti una volta faceva anche i filmini, vi ricordate i filmini della commedia all'italiana dove faceva i film da Paolo Villaggio ma anche negli anni 50, dove l'era normale, cioè proprio se faceva un film che ti faceva vedere che rubava, che era la corruzione, che per avere questo che dovevi pagare la bustrella, e che ridemmo su tutti quanti. Se andassi al cinema si rideva perché veniva presa in giro questa classe politica che la rubava apertamente e si arrivava addirittura a fare i film e si rideva tutti quanti. Perché? Perché negli anni 60, 70, 80 che sta il boom, andava ben per tutti, giusto? Magari qualche d'uno si mette la coscienza a posto mettendo che dentro le 100.000 lire nel cestino della messa, oppure te sapevi che rubava, ma sì te dicevi ruba lui, però mi riesco a far nero, a fare evasione, e renda ben tutti. Quindi la colpa, me lo dico sempre, è importante, perché stasera dobbiamo fare un riconoscimento dei nostri peccati, se no non andiamo da stasera l'ha imposto tutto, stasera facciamo il lavoro. Dobbiamo fare un riconoscimento dei nostri peccati, che è la situazione disastrosa in cui siamo più dentro non è colpa sempre degli altri, è colpa nostra. Perché se non partiamo dal fatto che noi altri abbiamo subito questo e la nostra condizione di servitù l'abbiamo accettata, saranno io oggi guardando da un'altra parte, non devo da nessuna parte. Bisogna fare il punto zero è questo, dire ok, siamo qua, è colpa nostra. Come possiamo fare adesso per cavarsi questa colpa? Dobbiamo fare una cosa molto semplice, dobbiamo cominciare a interessarsi di quel che succede, perché non possiamo mica continuare a demandare i problemi delle nostre famiglie, dei nostri giovani, dei nostri figli a una classe politica debosciata, che è figlia di un'altra classe politica debosciata, perché è tutti messi lì, non da generazioni, o gli parenti, oppure prima di metterli uno, gli fa il cambio della guardia e se passa la carrega, basta che ti continui questa linea qua. Cioè ormai il sistema clientelare mi ha messo tentacoli dappertutto, e quando qualcuno si alza in piedi e batte i pugni, se Dio cosa hai fatto? Sono uno di quei.
e le 20 anni che rompo le scatole a tutti indistintamente, che sia un consigliere comunale, provinciale o un decaccia le robe, deve vedere, siccome che loro devono controllare noi altri, giusto amico controllare loro, dobbiamo controllare. Infatti che abbiamo la presunzione di evasione in un paese, mi sembra che ci sia solo 3 paesi al mondo, dovrebbe essere la Colombia e forse l'Uganda, non so, dove c'è la presunzione di evasione. Cioè qua viene dentro uno con la divisa, trova il bigliettino e che è scritto magari un numero del telefono e dice ma quello lì è una presunzione di evasione, ti fa il verbale, dopo ti devi dimostrare che non ti mi ha rubato. Quindi ti paghi avvocati, commercialisti, sempre tutto, ma è che la vaga ti devi sempre pagare qualcosa. Questo è lo Stato impositore terrorista che